In questa parte di Buongiorno Taranto, qui su Cittadella la radio, ci occupiamo di Sanremo, della massima competizione musicale italiana, che quest'anno parlerà anche tarantino, perché ci sono due rappresentanti della nostra provincia che calcheranno il palco dell'Ariston. C'è Diodato che torna a Sanremo e poi c'è un esordio assoluto da parte di Gabriella Martinelli, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Gabriella. Buongiorno, ciao. Ciao, come stai? Emozionata subito? Così, anche se manca qualche settimana, però l'emozione si fa sentire? Sì, moltissimo. Devo dirti, sono concentrata, quindi sto facendo proprio un grande lavoro su me stessa, ma sì, l'emozione si fa sentire. Qualche giorno fa abbiamo fatto la prima prova con l'orchestra e com'è stata una roba pazzesca. Guarda, ma che te lo dico a fare? Che me lo dice a fare? Gabriella Martinelli insieme a Lula approderanno sul palco dell'Ariston portando Il gigante d'acciaio, che è uno dei due brani che hanno superato lo scoglio difficile di Area Sanremo, ma questo ostacolo ha permesso di staccare il biglietto per l'Ariston. Insieme a Lula, che è questa cantante che però suona anche la batteria, c'è questo duo inedito per portare però la voce di Taranto, della tua Taranto. Una grande responsabilità, Gabriella, ti sei voluta caricare sulle spalle, diciamoci la verità. Sì, e sono molto felice di farlo. Io ho scritto questo pezzo quest'estate e avevo voglia di raccontare la storia della gente del mio posto, che ovviamente ho forte sulla mia pelle, no? come tutti noi, certo. Di giù. E avevo voglia che questo non rimanesse argomento di pochi, e da lì la decisione di coinvolgere un'altra musicista. Lula è molto diversa da me, Lula è romana e ha abbracciato l'argomento con una sensibilità straordinaria, ha scritto lo special che poi rappa, no? Sì. E questa collaborazione anche nasce proprio con la voglia di portare la nostra storia molto più lontano, cioè portare questo argomento, avvicinare questo argomento a più gente possibile, perché non resti solo la storia di Taranto, dei tarantini, no? Ma è un problema di tutti. Certo. Oltre al fatto che c'è la voglia da parte nostra di raccontare in generale la storia di chi vive di sacrifici, no? Di chi lotta anche senza riuscire a vedere facilmente un futuro, di chi deve scegliere se restare o trovare il coraggio di andare via, no? Ci vuole più coraggio a restare o andare via, secondo te, Gabriella? Guarda, questa è una domanda complicata, perché ci vuole tanto coraggio ad andare via, alle volte forse più a restare. È difficile poterti rispondere. Io per esempio sono andata via, però la mia terra mi manca moltissimo, tutte le volte che posso torno giù e soffro di questa cosa, però vedo la mia famiglia che vive giù, i miei amici che solo fanno fatica, no? Dovendo certo. respirare anche qualcosa che assolutamente non meritano. Noi abbiamo ascoltato ovviamente con attenzione il tuo brano ed è un vero e proprio racconto, anche, permettimi, quasi giornalistico. Lo faccio magari con un occhio di parte, perché parli del quartiere Tamburi, parli del divieto per i bambini di giocare nei parchi, parli di quello che noi definiamo wind day, cioè quando c'è un forte vento non bisogna aprire le finestre, parli di un papà che lavora all'interno della fabbrica. Guarda, io ho scelto volutamente le parole della gente. Sì. È la storia di questo bambino che nasce e cresce nel quartiere Tamburi e che vive con innocenza anche alcuni momenti come quello del Wind Day, no? Che citavi tu. Certo. Cioè questo bambino, mi raccontavano, no? Che una volta mio nonno mi raccontava che una volta i bambini giocavano con la polverina rossa, sì. No? Con i composti di metallo, e con quell'innocenza, con la stessa innocenza il bambino non capisce perché alcuni giorni, quando il vento è fortissimo, non può andare a scuola, certo. che in realtà gli spetta di diritto, no? Assolutamente, non capisce perché si deve rimanere chiusi in casa. Io volevo che alcune immagini così forti che noi di giù conosciamo bene arrivassero anche a chi
non ha assolutamente idea di quello che possa accadere, no? Assolutamente. Giù. E poi questo bambino cresce e si trova costretto a dover fare una scelta. Che faccio? Seguo la strada di mio padre, e da lì la frase: no, papà stava bene, si è fatto una casa, come si dice spesso da noi, no? Ha sposato 2 figlie, le mie sorelle, e mo resto io con 10 anni d'amianto e molte rughe, ha lasciato l'inferno per darla a me. Cioè, che cosa faccio? Devo scegliere se rimanere qua oppure scappare, però non è facile, no? Perché mi trovo costretto a dover lasciare la terra che amo di più in assoluto. Tuo percorso artistico, ecco, si arriva a Sanremo, che è il top ovviamente delle competizioni in Italia, però ci stai provando da tanto, hai fatto una bella gavetta alle spalle. Ce la metto tutta, insomma, tutto è nato appunto a Taranto. Io ho frequentato il conservatorio Paesiello e poi a un certo punto, insomma, ho cercato di raccogliere più occasioni possibili. Ho vissuto un periodo della mia vita anche da barker in giro per l'Europa, ho ricevuto dei riconoscimenti importanti che sicuramente mi hanno regalato delle occasioni. Sono stata scelta come artista emergente per rappresentare l'Italia in Perù lo scorso anno, e non posso nasconderti che sognavo il palco ovviamente dell'Ariston. Certo. Io ancora non riesco proprio a realizzare, a godermela appieno, no? Anche perché voglio vivere questa come un'enorme opportunità. Ma sì, certo. Una gran bella carezza della vita, però l'inizio di un nuovo percorso. Si stanno aprendo delle possibilità, si sta allargando la mia squadra, lavorerò al mio terzo disco subito dopo, e quindi voglio proprio vivere questa come una nuova vita. Sì, è vero, è un grande esame, però ecco, affrontiamola tutti, perché Taranto ti sosterrà come una grande opportunità e soprattutto come un divertimento, perché se si toglie il divertimento dalla musica si toglie tutto. No, ma che scherzi, no, io sono molto felice di essere su quel palco, anche e soprattutto con questa canzone, con Il gigante d'acciaio. In qualche modo per me significa portare la gente del mio posto, la mia terra, che torna spessissimo nelle cose che scrivo. Certo. Il mio secondo disco, La pancia un cervello col buco, racconta storie di donne, e tra le donne che racconto c'è la Puglia in una delle tracce, no? Con una serie di aneddoti nostri, con Cisi Fig, di queste piccole cose che mi piacerebbe far conoscere al mondo, perché bellissimo. sono preziose. Gabriella, noi ti facciamo un in bocca al lupo enorme, ti vorremmo fare l'augurio che si fa prima di calcare un palco, ma non te lo facciamo perché puoi immaginare quale sarà. Fatelo. Quella cosa che inizia con la M, lasciamo perdere. Bene, benissimo. Allora, tantissima. Ti aspettiamo qui in radio dopo che viene attenuato questo vortice di Sanremo, e Taranto è con te. Ecco, ci sentiamo di dire questo. Grazie. Vi abbraccio fortissimo. Ciao Gabriella, grazie a Gabriella Martinelli, buona giornata.